A causa di problemi tecnici, ovvero mi ero dimenticato di accendere il microfono e ho registrato l'intera puntata di oggi in modalità muto, Sveglia Veneto del 17 marzo 2022, quindi l'edizione odierna, si limiterà semplicemente ai titoli più interessanti del giorno sui quotidiani locali di oggi. Un buongiorno quindi da Jack Calcetto. Oggi è giovedì e va così. Partiamo dal primo: l'inno di Mameli a scuola, la Lega boccia gli alleati di Fratelli d'Italia. È la polemica politica ovviamente nell'ambito del Consiglio regionale del Veneto. Si parla di unità nazionale. La proposta del capogruppo di Fratelli d'Italia Speranzon, che chiede l'obbligatorietà del canto dell'inno nazionale in occasione del 17 marzo, festa dell'unità nazionale, della costituzione dell'inno e della bandiera. Questa quindi la proposta di Fratelli d'Italia. Ribatte la Lega con Marzio Favero, appunto esponente del Carroccio. Un conto è lo studio ma altra cosa è obbligare appunto gli alunni a cantare l'inno, e poi la provocazione sempre del leghista: allora perché non cantare Bella Ciao il 25 aprile per la festa di liberazione? E noi sicuramente siamo convinti e persuasi di questa proposta. Seconda notizia: un aggiornamento sul sistema Hyperloop, ne abbiamo parlato ieri. Il prototipo da 4 milioni di euro sarà pronto già a giugno del 2023, e invece l'annuncio di oggi è che il sistema sarà completo nel 2026, e quindi il treno supersonico sarà pronto a sfrecciare in Veneto a 1223 km/h, quasi la velocità del suono. Questo è il cronoprogramma annunciato appunto dalla regione. Vedremo se sarà rispettato. Tra 4 anni scopriremo se possiamo viaggiare alla velocità del suono tra Mestre e Padova, o almeno le nostre merci, oppure se invece questo sistema futuribile di trasporto sarà ancora un'ipotesi. Questa comunque è la notizia di oggi sul Gazzettino. Sempre sul Gazzettino e su tutti i quotidiani locali di oggi, in realtà una notizia tragica, quella con cui avrei voluto aprire l'edizione di oggi di Sveglia Veneto. Un infortunio mortale sul lavoro, l'ennesimo nella nostra regione. È morto un ragazzo ieri a Cartura, nella Bassa Padovana, un ragazzo perché aveva 25 anni, stava lavorando sul cestello di sopraelevato di un camion per potare un albero. Lavorava con il fratello, il cestello elevatore è finito sui cavi, e in realtà a questo punto il 27enne che stava portando l'albero ha chiesto al fratello di staccare naturalmente il camion, spegni tutto, gli ha urlato, e il fratello invece a terra, quindi sul camion, è rimasto folgorato da una scarica. L'ennesima vittima appunto di un infortunio mortale sul lavoro nella nostra regione. Ancora un'altra notizia tragica, qui siamo nella cronaca, il titolo dai quotidiani del gruppo Gedi: massacra i genitori a colpi di pistola, voleva i loro soldi per casa e auto. Una vicenda veramente agghiacciante che ha come protagonista un 25enne di Chiampo. Ci sono alcune dichiarazioni tratte da quella che è la sua confessione davanti ai carabinieri e al pubblico ministero. Dice questo giovane che aveva già versato la caparra per l'abitazione, ma doveva ancora perfezionare l'acquisto, e spiega: non mi piace lavorare, ma volevo vivere da solo e loro mi ostacolavano. Quindi insomma sarebbe stato un doppio omicidio motivato da questo. Il giovane, così si legge sul Gazzettino, puntava a 800.000 euro per comprarsi casa e auto. Sul Corriere del Veneto la provocazione, forse comunque la proposta dello psicologo Paolo Crepè: l'eredità va abolita, tanti ragazzi vogliono vivere senza lavorare. Quindi questa la proposta dello psicologo, di abolire l'eredità. Ma ancora l'economia: inflazione su del 6% in Veneto, i primi 2 mesi del 2022 pesano come tutto il 2021. Il dato dell'inflazione in Veneto è leggermente più alto della media nazionale.
Pesano naturalmente gli aumenti delle materie prime e le conseguenze della guerra, gli economisti parlano della tempesta perfetta, l'articolo, la notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Sempre sulle pagine del Corriere del Veneto un altro articolo che riguarda l'emergenza umanitaria collegata alla guerra in Ucraina. Parte la carovana mediterranea Saving Humans, parte da Venezia per salvare anche via terra i profughi senza documenti. Beppe Caccia, già consigliere comunale a Venezia, guiderà la missione di aiuti fino a Leopoli. 220 le persone in fuga dall'Ucraina che la carovana mediterranea vuole portare in Italia dal confine con la Polonia. Partiamo per l'Ucraina perché fatichiamo a restare indifferenti, spiega Beppe Caccia, per sostenere i profughi da qualsiasi parte arrivino. Per oggi è veramente tutto, mi scuso ancora per l'estrema sintesi, diciamo, di queste notizie, la brevissima carrellata di oggi, e anche per l'orario naturalmente al quale viene pubblicata questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, a tutte e tutti voi una buona giornata.